Va ora in onda la rassegna stampa. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sakirani, she's the one that keeps the dream alive from the morning past the evening to the end of the light. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. And singing, illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about the promotion of the simple life and the dams they're building. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshkar, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Mono, 45. Bon Public, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi-Chi music, all in your radio, 45. 2-in-1s, 45. Avo Records, 45. Trojan Records, 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. 77,000 piece orchestra set. Everybody needs a bosom for a pillow. Mine's on the RPM. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Buongiorno a tutti quanti voi, una cordiale buona giornata gentili radioascoltatori e benvenuti in questo consueto appuntamento mattutino nell'edizione al sabato. Sono le ore 8:34 dell'8 agosto 2026, questa è Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, ma questo, insomma, chi vi parla non è evidentemente Sammy Varin, non è Antonino Danna, non è Pier Vittorio Scimia, ma
diciamo così, molto più prosaicamente e inopinatamente Lorenzo Grossi. Ecco, è già bello partire in terza persona così, manco fossi il Papa per dire, no, ma comunque sciocchezza a parte, perché giustamente non mi conoscesse, mi presento molto, molto brevemente. Io sono un giornalista professionista, si fa per dire, e da circa un anno ormai collaboro stabilmente qua alla radio come collaboratore, dando una mano specialmente all'aggiornamento del sito ufficiale di Radio Libertà, che vi invito assolutamente a visitare. E da oggi comincia per me un'altra avventura, grazie a questo investimento immeritato come conduttore radiofonico di questo prestigioso spazio di informazione. Di conseguenza svolgerò un nuovo ruolo di cui mi sento a dir poco onorato, e anzi approfitto dell'occasione per ringraziare pubblicamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, il coordinatore editoriale Giuseppe Braga, per avermi concesso questa preziosa opportunità, sperando che non si debbano pentire amaramente, insomma. Almeno non fin da subito, diamo giusto qualche minuto di tranquillità. E ringrazio anche il buon Sammy, che è il padrone di casa indiscusso della rassegna stampa, e tutti coloro che in redazione mi hanno fornito consigli e incoraggiamenti in vista di mia questa inedita esperienza. E naturalmente estendo la gratitudine anche a tutti voi ascoltatori per la pazienza e la fiducia, spero ben ripagata, nel seguire in compagnia questa trasmissione, nonostante me al timone per l'appunto. Nel caso abbiate voglia di conversare con noi, scrivete pure un messaggio WhatsApp, il numero è 340 670 9659, e dalle 9:50 circa, telefoni aperti, il numero, ve lo ricordo, è 02 9294 7222, e tenterò di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere la propria pacata opinione. Però una premessa fondamentale ci tengo a farla, cari ascoltatori, metto un attimo le mani avanti, però se nel caso di qualsiasi tipo di esitazione, di scivolone dovessi pronunciare in questa prima mia oretta e mezza in diretta, vi chiedo preventivamente scusa. Ecco, cercate di comprendere l'emozione dell'esordio e anche la non immediata dimestichezza con il mezzo radiofonico. Insomma, per farla molto breve, se sbaglio mi corrigerete. Ecco, insomma, vedete il delirio papale che ha già preso una tangente totale, però direi anche meno, come direbbe un vecchio carosello, cala Trinchetto. Ma un caloroso saluto immancabile, ovviamente non me lo sarei mai dimenticato, alla qui presente Natalia, che è una regista valida e più che mai preziosa, e soprattutto in questo contesto, in questa atmosfera di debutto assoluto. Voi dovete sapere che già lei è costretta a sopportarmi tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, poi si deve pure sobbarcare questa oretta e mezza mattutina al sabato, insomma, che dirle. Tutta la mia solidarietà per questo, ma non ti preoccupare, la sofferenza sarà molto breve, passerà tutto in fretta. Però ho accennato poco fa al sito di Radio Libertà, e quindi io vi ricordo, veramente vi esorto a navigare sul web e a digitare www.radioliberta.net, e là avrete modo di riascoltare le puntate di tutte le vostre trasmissioni preferite, nel caso ve le foste perse in diretta, e quindi insomma potete sentire o rileggere a vostro piacimento tutti liberamente, tutti parlando liberamente del direttore Sallusti, e potete leggere la rubrica Al diavolo di Giuseppe Braga, e poi avete tutto il meglio della rassegna stampa dell'ottimo Sammy e dell'altrettanto ottimo Antonino, e anche di Pier Vittorio Scimia. Poi, anche se torneranno ufficialmente i Palisesta a settembre, ma riascoltate già da adesso anche gli Autodafè di Giulio Cainarca, gli Scorretti di Carlo Cambi, i Regioniamoci sopra di Giuliano Zolin, e vorrei ricordarvi anche, ad esempio, un Te la ridò lei all'America di Matteo De Sio, Pop Economia di Alessandra Mori, Sic Non di Marco Tonnini, il neonato Get Star a cura di Alessandro Morelli, a fianco di Sammy Varini, un programma che peraltro poi ritroverà la sua regolare frequenza da settembre. Gli Spazio Più di Mimo Magnetta, tutti qui Parlamento, e poi vabbè, per coloro che avessero particolari perversioni nei confronti dello squallore, ci sarebbero anche quei insomma 3-4 mattacchioni dei barbari eleganti, che insomma
in fondo sono anche dei bravi da ragazzi. Ecco, stranamente ancora a piede libero, però insomma, nonostante questo, gli si vuole bene in ogni caso, forse. Detto questo, archiviata questa lunga ma doverosa introduzione, tuffiamoci effettivamente nella rassegna stampa odierna. Del resto, poc'anzi, un termine che non sentivo dal 1974, però poco fa abbiamo ascoltato Brimful of Ash dei Corner Shop, anno 1997, e probabilmente anche poi nella sua successiva rivisitazione, per me non esiste canzone forse più appropriata, più opportuna per immergerci nel pieno dell'estate. Insomma, appena si sente subito odore di piscina, di caldo, di sabbia, sapore di mare, tutto insomma, profumo di mare, la voglio giocare, insomma. Ma che cosa sta succedendo in questo torrido inizio di agosto? Beh, torrido anche se devo dire che qualche recentissima pioggerellina ha un po' restituito del benessere fisico, soprattutto in Nord Italia, però le notizie di certo non mancano, anche con la politica che ormai si sta avviando verso le vacanze. Diciamo che inevitabilmente il grande fatto della giornata è il proseguimento dello scontro diplomatico, anzi direi proprio l'inasprimento dei rapporti tra Roma e Madrid dopo il caso Ceuta, e direi che non si può fare altro che partire dall'analisi che fa il Corriere della Sera con il titolone centrale. Italia e Spagna ora è scontro totale. L'outout a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen. I timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Ne parlano Simone Canettieri e Sara Gandolfi. Tra Roma e Madrid si alza il livello dello scontro. Prima la Spagna avverte: se non riaprite i confini ci saranno conseguenze. E poi la replica dell'Italia: non accettiamo ultimatum. E così scatta la ritorsione spagnola: da stasera controlli alle frontiere. Nelle pagine centrali, a pagina 2 e 3 del quotidiano di Via Solferino, si parla per l'appunto dei controlli sui viaggiatori, e c'è uno scontro aperto tra Madrid e Roma, la ritorsione spagnola dopo il no alla riapertura delle frontiere, la stretta su porti e aeroporti. Vi leggo alcuni passaggi dell'articolo che accompagna appunto questa notizia. È scontro aperto tra Spagna e Italia. Il governo Sanchez intima a Roma di revocare la decisione ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, di istituire controlli alle frontiere, sospendendo l'area Schengen. Il governo Meloni reagisce con una nota altrettanto dura: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per quanto riguarda la sua sicurezza nazionale. Un secco no in cui serata Madrid risponde senza aspettare l'ultimatum fissato per domani, reintroducendo temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell'Unione Europea, nei porti e negli aeroporti, per i viaggiatori provenienti dall'Italia, a causa, il virgolettato, della persistente pressione migratoria irregolare che interessa il paese. Quindi da ieri, dalla scorsa mezzanotte, anche i turisti italiani dovranno tirare fuori il passaporto, la carta d'identità per visitare Siviglia o prendere sole Ibiza, e nel caso di cittadini di paesi terzi serviranno visto o permesso di soggiorno. E tutto questo andrà avanti fino al 7 settembre, salvo che un cambiamento delle circostanze che hanno determinato l'adozione giustifichi una modifica di tale periodo. In altre parole, a meno che l'Italia non faccia marcia indietro. Vi leggo poi la nota che è stata diffusa in serata appunto da Giorgia Meloni, dal suo governo, da Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. La premier Meloni è poi intervenuta di persona con un videomessaggio: in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro:
Chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo. Il Corriere della Sera quindi affronta questo tema, come poi vedremo tra poco anche moltissimi altri giornali, ma vi segnalo a pagina 4, sempre del quotidiano diretto da Fontana, i vari punti, perché giustamente molti viaggiatori, molti turisti che stanno per raggiungersi a partire per le vacanze, anche molti anche verso il territorio spagnolo, si chiedono: ma quindi che cosa succederà? A noi qua c'è un efficace vademecum, chi sarà sottoposto alle verifiche e quanto dureranno, ecco le misure tra i due paesi e quindi come comportarsi in viaggio. Vi leggo soltanto un paio di punti, forse quelli che più interessano i cittadini italiani che andranno in vacanza. Che cosa succede nei porti e in aeroporti? La risposta è la seguente: gli agenti in aeroporti e porti effettuano le verifiche su carte d'identità e passaporti. Il ripristino dei controlli in ingresso alle frontiere e aree marittime con la Spagna non comporta però alcuna modifica ai viaggi dei cittadini spagnoli ed europei verso l'Italia, che continueranno come di consueto a poter arrivare nel nostro paese senza alcun aggravio burocratico. E dunque chi sarà controllato? Il Corriere ci spiega che i controlli saranno mirati e riguarderanno solo i cittadini di paesi terzi, quindi quelli extra UE, provenienti dalla Spagna al fine di verificarne la regolarità in ingresso in Italia. La misura potrebbe arrivare fino al 31 agosto. Tra l'altro il Corriere giustamente ricorda che non è la prima volta che l'Italia sospende Schengen, era già successo nell'ottobre del 2023, quando venne adottato lo stesso provvedimento ai confini con la Slovenia per contrastare gli effetti della migrazione clandestina dalla rotta balcanica. Questo è il tema affrontato dal Corriere della Sera, appunto, il tema di cronaca. Andiamo a vedere velocemente come lo stesso tema è stato affrontato da Repubblica, che anche qua il titolone in prima pagina: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma risponde no ad ultimatum e Madrid reagisce. Controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Vorrei leggervi anche quello che chiedo scusa, è stato scritto a pagina 3, il titolo è "Tutti i dubbi di Bruxelles sul primo stop di Roma", che dice: "Una mossa ingiustificata, ha già comunicato al governo l'esito dell'esame europeo sulla chiusura delle frontiere dal 1° agosto, visto che la misura viene ritenuta non proporzionata. I dubbi sono tanti, negli uffici della Commissione europea sono crescenti. La sospensione dell'area Schengen da parte dell'Italia sta provocando diverse perplessità a Bruxelles. Perplessità che si basano sul testo del nuovo regolamento entrato in vigore 5 anni fa. Il punto di partenza assunto dall'esecutivo comunitario è che le autorità spagnole e marocchine hanno lavorato, si legge nel virgolettato, in modo efficiente ed efficace nella gestione dei rimpatri di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta dal Marocco. In più, gli stessi uffici di Bruxelles giudicano avvalorate dai fatti le comunicazioni spagnole secondo cui finora è stato impedito con successo il proseguimento illegale del viaggio verso la Spagna continentale e il resto dell'Europa. L'articolo prosegue a pagina 3 di Repubblica, il corrispondente di Bruxelles Claudio Tito, che appunto analizza tutto questo grande problema, questo scontro diplomatico tra Italia e Spagna, dal punto di vista della Commissione europea. Un punto di vista invece diverso ce lo offre il Giornale, in prima pagina, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno a proposito di questo tema, parla di emergenza migranti, Spagna scontro totale, ma Roma non si piega, rappresaglia di Madrid, controlli agli italiani. A pagina 2 il titolone è "Febbre spagnola, Sanchez in crisi, la rappresaglia contro l'Italia, controlli ai confini". Quindi è scontro aperto tra Roma e Madrid, il primo ministro chiede di ripristinare il trattato entro 48 ore, ma in serata per l'appunto passa subito alla ritorsione con questa decisione che riguarderà e durerà almeno per il prossimo mese teoricamente, quindi almeno fino al 7 settembre.
Pagina 3, la risposta invece di Palazzo Chigi e quindi la linea dettata e tracciata da Giorgia Meloni. In questi casi congelare Schengen non è un'eccezione. Sono tanti i paesi dell'Unione Europea che bloccano le frontiere. La Premier Sanchez non accetto ultimati dall'estero. Adalberto Signore ci porta quindi dentro le stanze di Palazzo Chigi per capire come è stata vissuta la intensissima giornata di ieri, di venerdì 7 agosto. Più che nel merito, lo scontro è tutto diplomatico. A guardare i numeri, infatti, la crisi migratoria scoppiata una settimana fa a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana, è sostanzialmente sotto controllo da giorni. E oggi, in attesa del 15 agosto, giorno in cui la stessa Guardia Civile spagnola aveva ipotizzato una nuova ondata migratoria, l'unica vera criticità restano i rapporti tra Roma e Madrid, sempre più difficili, sempre più compromessi, al punto che dopo un duro botta e risposta il premier spagnolo Pedro Sánchez decide per la ritorsione. Anche chi entra in Spagna dall'Italia sarà sottoposto a controlli alle frontiere. Insomma, che cosa quindi vuole che Adalberto Signore riesce un po' a ristabilire quelli che sono stati i fatti di questa settimana che sta andando verso il termine. Martedì scorso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi aveva provato ad abbassare i toni nel videocall con i suoi omologhi dell'UE. Non solo si era detto solidale con la Spagna, ma aveva anche lasciato intendere che la sospensione di Schengen con Madrid sarebbe durata solo il tempo necessario per risolvere la crisi. Insomma, sarebbe stata revocata prima dell'attuale scadenza prevista al 31 agosto. Ieri però è arrivato l'ultimatum di Pedro Sánchez. L'Italia revoca i controlli a viaggiatori provenienti dalla Spagna entro domenica o adotteremo misure proporzionate. Insomma, se agli spagnoli che atterrano in Italia sono oggi costretti al controllo passaporti, lo stesso avverrà per gli italiani che volano in Spagna con buona pace delle vacanze. Sì, è proprio così. Parole nette, quelle del premier Sanchez, che se mai ce ne fosse stato bisogno, certificano quanto il premier spagnolo abbia poco gradito la decisione di Giorgia Meloni di sospendere la libera circolazione tra Italia e Spagna. Così, seppure la tensione sembrava fino a ieri andare scemando, l'affondo arrivato da Madrid non ha fatto che irrigidire ulteriormente la premier, che alla presa di posizione di Palazzo della Moncloa risponde con una nota netta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Insomma, Meloni non intende in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen. Questo, aperte virgolette, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza di terrorismo per l'Italia, spiegano sempre da Palazzo Chigi. Meloni poi ci mette il carico in prima persona e in un videomessaggio all'evento di Fratelli d'Italia e del gruppo dei conservatori europei alla vigilia della cerimonia di Marcinelle, dice che in Europa non c'è spazio per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. È vero che la sospensione di Schengen non è una misura eccezionale, tanto che fanno notare dal Viminale negli ultimi anni è stata adottata per periodi limitati e ragioni diversi da diversi paesi, per l'appunto. Tra questi ricordiamo l'Austria, poi Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. Ma il rischio che il braccio di ferro in corso tra Roma e Madrid sfugga di mano inizia a essere molto alto. E sì, perché ormai è quasi 10 giorni che tutto è nato dal casus belli di Ceuta e quindi questo scontro sta procedendo in piena stagione estiva e insomma non si sa come andrà a finire. Di certo la decisione di ieri della Spagna segna una netta linea di confine che è stata ampiamente travalicata. Ma a proposito di Sanchez, sempre il giornale, qua a pagina 4, racconta
come sta vivendo proprio lo stesso premier Sanchez questo periodo, che non è esattamente un periodo felicissimo, ma non tanto dal punto di vista personale, o meglio, lo è anche evidentemente dal punto di vista personale, visto che non è messo benissimo, ma in questa piena crisi diplomatica Pedro Sanchez è "scappato", tra virgolette, è andato a farsi giustamente la sua vacanza in quel di Lanzarote. Il giornale parla delle contestate vacanze d'oro di Pedro. Il premier spagnolo è sotto assedio nella tenuta blindatissima alle Canarie, travolto dalle critiche. I cortili di protesta sono stati fatti da 150 conservatori. E quindi, insomma, il giornale che racconta con un reportage a firma di Gabriele Barberis cosa sta succedendo a Costa de Guise, che è lontana circa 1000 chilometri da Ceuta, qua è assolutamente impossibile avvicinarsi, a Teguise, attorno alla Mareta, la vita trascorre sonnolenta e discreta, i radioautomobilisti non rallentano per sbicciare, nessun telefonino curioso nelle vicinanze. Le palme sul mare del Blue Navis si inclinano seraficamente a ogni soffio di vento, una temperatura perfetta per una vacanza di svago a poco più di 25 gradi a mattinata inoltrata. Ma inutile tentare di chiedere al primo passante annoiato se ha visto Sanchez, non lo hanno scorto nemmeno i militanti dell'opposizione che giovedì sera alle 8 sono andati a protestare contro il primo ministro socialista. Il fantasma di Sanchez in questi giorni ha i connotati sfocati di un lungagnone di alto 1,90 m, paparazzato col costume blu sugli scogli, seguito da una figura femminile col bikini rossi, forse la moglie Maria Begonia, rinviata a giudizio per traffico di influenze, corruzione, sottrazione di fondi pubblici e appropriazione indebita. Se no, potrebbe essere una delle figlie, ma nessun mistero. Invece sulla colonna sonora della sua estate l'ha rivelata lui stesso nel video della fuga da Madrid in piena emergenza migranti. Un video, quello frivolo sulla playlist, che ha fatto ribollire la Spagna, quella che non l'ha votato e che quello che non lo voterà più, insomma, qua a Lanzarote. Quindi sembra proprio impossibile avvicinarsi a casa Sanchez, dove sta trascorrendo le sue vacanze, ma rimane il fatto che la crisi continua, e come anzi sta decisamente peggiorando, e qualcuno anche ha consigliato vivamente a Pedro Sanchez di tornare dalle sue vacanze per prendere in mano la situazione, perché sta decisamente sfuggendo di mano, e andremo poi a vedere nei prossimi giorni come andranno questi eventi. Conclusa qua il primo blocco di questa rassegna stampa, tutto dedicato al caso Seoto, direi che è arrivato il momento di fermarci provvisoriamente, però mi raccomando, tra poco torneremo nuovamente in onda, anche perché al ritorno dalla pausa faremo un viaggio all'indietro nel tempo di 20 anni esatti. Ecco, vogliamo celebrare in qualche modo il simbolico giro di boa della stagione estiva. Voi però, mi raccomando, restate qua, perché non sembra, ma stiamo tornando. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci
vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Notte di mezza estate, feste improvvisate, diavoli alle chitarre, ma angeli sotto le stelle. Sì. Sogno di mezza estate, beati o voi che entrate nel girone degli innamoramenti, miracoli e tradimenti. Forse è l'estate o forse è pazzia, ma so che stanotte ti porterò via, perché c'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, dipinto di blues. Notte di mezza estate, coppie scomunicate, diavoli sulla cresta dell'onda, angeli sull'altra sponda. Forse è l'estate o forse è pazzia, ma so che stanotte diventerai mia, perché c'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo. Batti, batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. Batti, batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. Batti, batti le mani, tira fuori la lingua, sbatti i piedi per terra. C'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, dipinto di blues. Di nuovo qua, in onda, in diretta su Radio Libertà con la rassegna stampa di oggi, sabato 8 agosto 2026, inopinatamente a cura di Lorenzo Grossi. Sono le ore 9:03 minuti. Ci siamo lasciati alle spalle un antico e meraviglioso sogno di una notte di mezz'estate. Certo, non proprio quello di William Shakespeare, però era comunque un'estate non malvagissima, quella del 2006, quella della vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio, nonché quella di almeno due grandi tormentoni estivi, ovvero uno aveva già qualche anno, il tanto abusato e inflazionato Seven Nation Army dei White Stripes, che poi diventerà un celeberrimo coro da stadio, e poi un successo tutto italiano a firma Edoardo Bennato e Alex Britti, per l'appunto Notte di
di mezz'estate. Qua vedremo un attimo nel frattempo se il 2030 potrà essere l'anno giusto per almeno ritornarci ai mondiali, ma ci sarà tempo per capirlo. Torniamo invece alla strettissima attualità, anche se vi voglio ricordare sempre il numero WhatsApp, fra poco vi leggerò i vostri messaggi. 340 670 9659 e anche quello per le telefonate, ripeto, linee aperte solo dalle 9:50, 02 92 94 7222. E allora ripartiamo, abbiamo affrontato nel primo blocco della rassegna la politica estera brevemente e quindi la rottura sempre più evidente tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta. Andiamo invece a vedere che cosa succede in casa nostra, nella politica interna, sia all'interno del centrodestra sia all'interno del centrosinistra. Partiamo con la maggioranza di governo. Questa settimana ci sono state diverse riunioni anche tra gli stessi leader di partito, quindi Meloni, Salvini, Tajani, in vista della ripresa parlamentare in autunno. Si è parlato ovviamente molto di manovre di bilancio e anche di legge elettorale, mentre invece nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto in via Bellero il direttivo della Lega. Massimo Sanvito, sulle pagine di Libero, esattamente a pagina 12, riassume quello che è successo nelle scorse ore. Con la Lega al nord investimenti da record, sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, 100 miliardi di euro di cantieri aperti e poi lo stesso leader spegne i malumori, non ho tempo, il mio obiettivo è il 10%. E Massimo Sanvito per l'appunto ci racconta. Un direttivo per imbastire l'organizzazione di Pontida, ma per Matteo Salvini diventa l'occasione per ricordare a tutti quanto la Lega, la sua Lega, ha fatto e sta facendo per il Nord dall'inizio del governo oggi. Dalle infrastrutture alla scuola, dalla sicurezza alle imprese, passando per il federalismo fiscale e l'autonomia. È un diluvio di cifre. I numeri dicono che non abbiamo mai avuto così tanti investimenti al nord. Abbiamo 30 miliardi di cantieri aperti solo in Lombardia e se aggiungiamo Piemonte, Veneto e Liguria arriviamo a più di 100 miliardi. L'autonomia è incardinata, il federalismo fiscale per la prima volta ha dei soldi a bilancio e stiamo ragionando anche sulle ZES e sulla sburocratizzazione per le aree di confine con le regioni del nord. Di più, veramente non so cosa il governo potrebbe fare, aggiunge il vice premier e ministro dei trasporti. Numeri alla mano, questo governo sta investendo in Lombardia in opere pubbliche e lavori una cifra che non ha precedenti nella storia. Solo le due opere dell'alta velocità Milano-Venezia e Milano-Genova hanno investimenti per quasi 30 miliardi, più del doppio del ponte sullo stretto. Si può fare di più? Si chiede sicuramente, però in questi anni diciamo che i cittadini passi avanti li hanno visti. Spegnendo sul nascere i malumori interni al partito, raccontati dalla stampa progressista, Salvini risponde: io ho tempo da dedicare alle cose da costruire, da fare e da migliorare. Non ho tempo da dedicare alle polemiche o alla lettura dei giornali. Il 20 settembre ci troviamo a Pontida con i governatori, con i sindaci e con il popolo della Lega. Ci sono altri dettagli, si parla appunto anche del piano casa, il volando delle Olimpiadi invernali, un centinaio di milioni di finanziamenti sul territorio come coda lunga dei giochi invernali. E poi in tema dello sport c'è ancora il Gran Premio di Monza di Formula 1 e poi non manca ovviamente il fronte sicurezza. Entro settembre in Lombardia arriveranno nuovi 650 uomini e donne delle forze dell'ordine. E la scuola? Solo in Lombardia nel 2026 investimenti per 2,7 miliardi. Con questo governo e grazie al tessuto produttivo lombardo la disoccupazione è scesa dal 5 al 2,8%. In conclusione, la corsa alle elezioni politiche del 27 è lanciata. Il mio obiettivo è vincere le elezioni l'anno prossimo con il centrodestra e con una Lega sopra il 10%. E se me lo chiederanno, io alla Viminale ci sono già state, so come funziona e ci tornerei volentieri, aggiunge Salvini. Per quanto riguarda invece le preferenze, quindi il nuovo emendamento alla legge elettorale, il ragionamento di Salvini è il seguente: noi abbiamo tanti amministratori, può essere un valore aggiunto. La parola d'ordine comunque rimane compattezza. Tra le priorità, sicurezza, sanità
e costo della vita, ed è proprio su questi tasti che la Lega batterà nell'ultima legge di bilancio di questa legislatura. Però diciamo che è molto più curioso, bisogna dire la verità, che quello che succede all'interno del campo del centrosinistra. Vi segnalo sul quotidiano La Stampa di Torino un'analisi fatta dal professor Massimo Cacciari, che è veramente molto, molto interessante, fatta da uno che non solo ovviamente ne sa di cose, ma conosce molto bene l'ambiente del centrosinistra, un grande pensatore, un grande intellettuale che scrive, il titolo della sua analisi è "Alla ricerca di un leader con l'alibi del programma". Scena scontatissima. Alle vigilia di qualsiasi elezione con premi di maggioranza per la coalizione vincente, i partecipanti invocano prima il programma, guai a dare l'impressione che si voglia semplicemente vincere. Come prepararlo? Da parte di chi? Come garantire che esso sia poi da tutti rispettato? Nessuno lo sa. Ma una sorta di mistica del programma agita i contendenti. Sembra quasi che la strategia di un'azione politica degna di questo nome possa uscire da una elaborazione a tavolino, come se i programmi dei grandi partiti di massa che ne hanno segnato le svolte fossero semplicemente il risultato di riunioni e consultazioni tra elite dirigenti, il frutto di mediazioni e compromessi di vertice. Quale miopia! Il professor Cacciari prosegue all'interno, a pagina 23 della Stampa, il cui titolo interno è "Alla ricerca di un leader con la finzione del programma", e Cacciari prosegue: "È perciò semplicemente impossibile che l'attuale discussione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle possa partorire un programma di qualche portata. Ne mancano le più elementari condizioni storiche. Il PD e in qualche misura anche i 5 Stelle eredita una sconfitta dell'intera sinistra occidentale, sconfitta non digerita, camuffata in tutti i modi, occultata, dimenticata. Non esiste più la remota possibilità di elaborare oggi un programma, se non la si comprende. Non vi sarà alcun serio programma fino a quando non si riconoscono queste macerie e non si sgombra il terreno. Rimane perciò il triste, ma comunque indispensabile, compito di fingere una coalizione, fingere in tutti i sensi. Qualcosa va pure costruito, prima un vivere, ma questo qualcosa potrà avere soltanto la parvenza di un programma concreto e impegnativo, poi per tutti. Il resto sono solo auspici. Sul piano delle politiche di reddito e di quelle sociali si oscillerà tra desiderata e assistenzialismo, sfiorando, e forse neppure questo, la vera questione di una politica fiscale effettivamente redistributiva. Non ci sarà accenno di riforma pubblica dell'amministrazione e sulla necessità di una radicale revisione dell'assetto regionalistico. Sul piano internazionale non si formulerà alcun critico giudizio sulla situazione catastrofica dell'Unione Europea, sempre le parole del professor Massimo Cacciari. Un'Unione Europea che va da una spanna oltre la stantia ripetizione delle proprie fedi europeistiche. La posizione assunta dal PD nei confronti del von der Leyen, della Commissione, non lo permetterà. Sarà perciò un programma che, andate al governo, forse, farà la fine di quello della destra di 5 anni fa. Cartolini ricordi, ma il campo largo ha una gatta da pelare che la destra non ha. La Meloni non si ed è una buona acquisizione. Sarebbe intelligente che, fatto il programma e formulato il giuramento sulla sua bontà da parte di tutti i convitati, si procedesse contemporaneamente alla designazione del leader. Sarà mai possibile? Non credo. Questo, diciamo così, per il campo largo sono proprio parole di profondo ottimismo. Se nel caso volessero leggere questo, devo dire, impeccabile editoriale del professor Cacciari, che devo dire descrive molto, molto, molto bene quello che è un po' la situazione che PD, 5 Stelle e AVS stanno costruendo. Loro sono convinti di avere la vittoria in tasca, ma così non è, e soprattutto non hanno ancora scelto né un programma né tantomeno un leader, anzi stanno litigando veramente, veramente di brutto. E a proposito dello scontro interno,
tutto, tutto interno per l'appunto tra Schlein e Conte, vi segnalo 2 analisi fatti da 2 quotidiani assolutamente antitetici tra loro, ovvero incominciamo col Tempo, perché è molto, molto interessante, molto divertente l'editoriale di oggi del direttore Daniele Capezzone, che parla della rete di Giuseppe Conte e scrive una lettera aperta a la segretaria del PD. Vi leggo qualche passaggio, ma è veramente molto emblematico e indicativo. Gentile Eli Schlein, le scrivo da un giornale ostile, me ne rendo ben conto, però la nostra è un'inimicizia leale, legata alla politica e alle idee, nulla di personale. E quindi è con animo libero e sincero che le segnalo un trappolone in corso ai suoi danni. L'autore e insieme, allo stesso tempo, il beneficiario ultimo dell'operazione si chiama Giuseppe Conte, il quale attende la fine dell'estate per dirle in pubblico quello che ha già raccontato a tutti in privato, quasi facendo le prove e convincendosi ogni giorno di più della bontà del copione. Se il candidato del campo largo sarò io, dice Conte, allora gli elettori grillini ci saranno. Se invece sarai tu, Carelli, gli elettori del Movimento 5 Stelle non verranno, o almeno non verranno tutti. Questo, diciamo, un po' sarebbe il pensiero di Conte. E con questo argomento continua Capezzone, che già espone nei suoi pranzi romani e poi nei suoi contatti internazionali, è convinto di chiudere la partita, perfezionando un OPA ostile che è già ampiamente in atto. Non solo, un po' come in Assassino sull'Orient Express, dove erano tutti i passeggeri dello scompartimento a concorrere al delitto, anche qui a vero titolo come consiglieri o interlocutori o amici indipendenti, tra virgolette, sono già vicino a Conte una serie di personalità che lei ben conosce. E tra queste personalità Capezzone cita ad esempio Massimo D'Alema, per i senti comuni filo cinesi, e poi Romano Prodi, lui filo pechino, del resto è quello che l'uomo dell'Ulivo, che in qualche modo cerca di fare tra cerniera tra i 2 contendenti a candidato premio della sinistra. E poi anche Paolo Mieli, che è sempre più capace di unire furbizie levantine e area ieratica da gran pontefice. E poi c'è ovviamente l'immancabile Goffredo Bettini, alto grande tessitore, nelle sue uscite pubbliche ostenta rispetto e simpatia sia per lei sia per Conte. E poi Capezzone parla anche di tutta la schiera degli aspiranti ministri del PD, tutti con il vestito grigio già pronto nell'armadio. Per noi il calcolo è presto fatto, se a Palazzo Chigi c'è la segreteria del PD, i posti ministeriali saranno meno numerosi e meno pesanti. Invece con Conte e Premier potrebbero scattare più poltrone e di maggior prestigio per la loro delegazione. Senza contare la corsa al colle per il 2029, con Conte a Palazzo Chigi, una figura del PD può prenotare il Quirinale. E quindi, con rispetto parlando, cara Schlein, non ci metteranno niente a scaricare lei. Da ultimo le TV e i grandi editori, le grandi televisioni, e poi anche i grandi giornali amano particolarmente Conte, lo proteggono, è una grande storia d'amore. Ecco, per tutte queste ragioni, conclude Capezzone, noi che la combattiamo, ma in fondo la rispettiamo molto più dei falsi amici, le diciamo: combatta Elly, non si faccia fregare. Delle due l'una: o impone la regola del centrodestra, quella per cui anche a sinistra la coalizione deve essere guidata dal capo del primo partito, oppure deve prepararsi a vincere le primarie. Mobiliti quel che resta della struttura del partito insieme alla CGIL e altri capi e capetti locali, altrimenti Conte farà di lei una segretaria, ma non nel senso di una segretaria di partito, nel senso della sua, di lui, assistente personale. Non lo permetta, cordialità, a firma Daniele Capezzone. E a proposito ancora del scontro eterno tra Schlein e Conte, è interessante che l'analisi che fa il Fatto Quotidiano, che di certo non è distante dal campo largo o campo progressista che dir si voglia.
Giuseppe Conte ormai duella con Giorgia Meloni e parla già da candidato. La Schlein lo insegue, ma deve ancora ricompattare i suoi. Lui sfrutta il Covid e Save e lei invece deve inseguire. Insomma, tra Conte e le Schlein sono già primarie. I due inviati parlamentaristi, Luca De Carolis e Vandamara, descrivono un po' la scena. Giuseppe Conte appunto se la prende questa scena, mentre Elly Schlein arranca ed è già area di primarie anticipate, quello che un pezzo del PD vorrebbe ancora scongiurare, ma nell'attesa il pallino sembra averlo il leader del Movimento 5 Stelle, che ha rilanciato sui gazebo provando anche a legarne l'esito alla linea sull'Ucraina e che soprattutto ha ottenuto una soluzione unitaria sullo scostamento di bilancio senza alcun riferimento al SAFE, lo strumento che concede prestiti per spese militari. Per giunta, dando la linea alla coalizione progressista anche nell'intervento a Montecitorio. Insomma, i 5 Stelle gongolano, Giuseppe sta accelerando, mentre invece la Schlein sta decisamente arrancando. Per esempio, lo stesso Dario Franceschini ha provato a mettere in campo l'ipotesi del terzo uomo, ma si è trovato davanti il muro dei due duellanti, con Conte convinto che i gazebo siano la sua chance per tornare a Palazzo Chigi e Schlein che li vuole più che altro per evitare manovre di partito contro di lei. Alcuni maggiorenti del PD sarebbero pronti a sostenere l'ex premier, ma sanno che facendolo rischiano di consegnare il partito. Pericolo che non è scongiurato perché la vittoria di Schlein, anche davanti all'ipotesi del terzo tipo, cioè un PD tutto compatto su di lei, non appare così scontata. Dovrebbero fare un passo indietro entrambi, è la frase che andava per la maggiore tra i Dem negli ultimi giorni. Anche questa non pare però una possibilità, mentre invece il capogruppo in Senato Francesco Boccia del PD giovedì si era materializzato alla Camera quasi come scorta della segretaria, cercando di mediare tra lei e Conte, con il quale ha un rapporto quotidiano. Mentre c'è chi, come Nicola Fratoianni, avverso ai gazebo, la disfida Conte-Schlein la giudica un teatrino. Di sicuro ora il piano inclinato sembra condurre ai gazebo. E già si parla di tempi e di regole. Conte vorrebbe farle entro l'anno, le primarie, mentre Schlein a inizio del 2027. Ex premier vorrebbe il voto online, mentre Schlein non è per questa opzione, ma soprattutto per il PD la linea invalicabile è il doppio turno. La convinzione è che alla fine in un ballottaggio tra i due il voto strutturato dalla CGIL in giù andrà su di lei e sarebbe anche la via per scongiurare discese in campo pericolose come quelle di Silvia Salis. Nel movimento si continua a guardare con sospetto alle mosse della sindaca di Genova e se Conte invoca primare il prima possibile anche per non concedere tempo per farsi conoscere di più e magari complicare l'ipotesi dei gazebo, anche perché, come è noto, Silvia Salis, la sindaca di Genova, da sempre contare le primarie. Nel frattempo, dentro i 5 Stelle stanno già immaginando i primi comitati per l'avvocato, con una convinzione. Se Conte vincesse, potremmo superare anche il 15% e radicarci anche meglio sui territori tramite proprio i comitati pro Conte. Tradotto, per il movimento sarebbe una battaglia campale, anche per prevenire l'entrata in campo di Alessandro Di Battista, certo c'è anche lui, sicuri sul fatto che Giuseppe, candidato alla Palazzo Chigi per Alessandro Di Battista, sarebbe difficile per Di Battista candidarsi contro il movimento. In soldoni, il Movimento 5 Stelle ha bisogno dei gazebo anche per coprirsi a sinistra. Insomma, è veramente un grande caos. Non so come loro riusciranno a risolvere tutto questo problema, ma temo che per loro il tempo stringa fortemente. Quindi o si danno una svegliata oppure, secondo me, arriveranno alle elezioni del 2027 che potrebbero anche andare tranquillamente unite, come già è successo tra l'altro del 2022 e anche prima nel 18 e nel 13. Abbiamo affrontato brevemente la politica interna. Prima della pausa e prima di dare la linea Ubi Maior al direttore Sallusti per il suo editoriale, vorrei soltanto farvi vedere due notizie di cronaca, una cronaca diciamo non esattamente che ci dà molto
molta gioia. Ne parla La Verità, pagina 8, perché guarda quello che è successo ieri. Il titolo: pronto per la jihad, arrestato a 16 anni. Fermato dopo una segnalazione di 007, un giovane straniere residente a Como. Interagiva con l'ISIS e studiava come fabbricare bombe. Mescolava Islam e nazismo. L'articolo ha la firma di Jessica Guidi. 16 anni e jihadista non è il titolo di un nuovo reality, ma la storia di un giovanissimo dedito all'esaltazione e adorazione dell'ISIS e dello Stato islamico. Nato e cresciuto a Como, che altro non aspettava che compiere 18 anni per entrare in azione in modo concreto. E questa volta non si tratta del classico immigrato di seconda generazione, cresciuto in ambienti di cultura islamica, proprio perché il giovane in questione infatti vanta una madre russa e un padre ucraino. Parla tre lingue, inglese, russo e francese, e viste le sue abilità in rete, emerse proprio nell'ambito dell'inchiesta, può essere considerato un vero e proprio nerd della propaganda jihadista, anzi per la precisione jihadista suprematista, cioè di quel micidiale mix tra due poli opposti che è la white jihad, ancora più subdola della guerra, della classica guerra santa, proprio perché capaci di travalicare i confini imprevedibili nella scelta e nella fascinazione dei suoi adepti. Il giovane, descritto come schivo e poco incline ai rapporti coi coetanei, viveva con i genitori e frequentava un istituto scolastico con profitto, mentre contemporaneamente coltivava un'intensissima attività sul web finalizzata alla condivisione e allo scambio di materiale motivazionale per l'adesione ai gruppi terroristici. È stato arrestato a Grosseto, dove si trova in vacanza con la famiglia. Da là sarà trasferito in un carcere minorile con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Questo è il quadro, insomma. Bisogna tenere sempre le antenne dritte a proposito di terrorismo e di ISIS e di jihad. Ultimissima cosa prima della pausa, ve la è giusto segnalare perché oggi è un anniversario purtroppo molto, molto importante. E a pagina 36 ce lo ricorda Renato Brunetta. L'Europa ricorda Marcinelle per sempre. L'8 agosto del 1956 la tragedia, 262 morti, tra cui 136 nostri connazionali. Accolta l'iniziativa partita dall'Italia di onorarne il lascito. A 70 anni dal disastro della miniera belga, l'Unione Europea istituisce la giornata delle vittime del lavoro. Il Corriere ci ricorda che le famiglie aspettarono per giorni, e la speranza finì con 2 parole in italiano: tutti cadaveri. L'8 agosto 1956, alle ore 8:10 del mattino, un violento incendio si sviluppò nella miniera di carbone di Bas-du-Chassé di Marcinelle, in Belgio, a 975 metri di profondità. Dei 274 minatori presenti in quel momento morirono in 262, 136 italiani, 95 belgi. Altre vittime di 10 nazioni diverse. E ricordo anche il videomessaggio di Meloni, un simbolo. Dunque, si chiude così anche il secondo blocco della rassegna stampa. Semaforo giallo da parte della regia, il che significa nuova sosta momentanea, però poco male, perché tra pochissimi minuti, dopo l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti, diciamo così, anticiperemo di circa una settantina di ore un'altra grande notte di mezz'estate. Lo so, voi non ci credete, vero? Ma restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con
Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non è una notizia, me ne rendo conto, perché non è la prima volta, ma pare che lo sport preferito e più praticato dal cosiddetto avvocato del popolo al secolo Giuseppe Conte sia prendere per i fondelli il popolo medesimo. Eh sì, perché ieri, lo sapete tutti, è stata la fantomatica giornata, è accaduto veramente. C'è stata la mitologica audizione in commissione Covid dell'ex Presidente del Consiglio, che era ormai una sorta di auspicio continuamente rinviato. Vi ricordate tutta la tragicommedia che abbiamo alle spalle? Insomma, non mi sentite, ma si deve dimettere. Certo, mi dimetto domattina, ma voi non mi sentite. Ma è già stamattina. No, intendevo domani mattina. E poi mi dimetto, ma voglio la garanzia che sarò rinominato, perché c'era questo lievissimo conflitto di interessi, che Conte era anche membro della commissione, gli viene garantito ma poi non lo trovano al telefono. Insomma, un canovaccio degno di Totò, Peppino, della grande tradizione della commedia all'italiana. Alla fine ieri c'è stata, più che l'audizione, una sorta di monologo difensivo, di flusso di coscienza contiano ininterrotto, tant'è che dovrebbe esserci poi un secondo tempo, probabilmente il 14 settembre. Ma al di là di questo non vi annoierò con i dettagli che avete trovato su tutti i giornali di oggi, dettagli anch'essi a volte smaccatamente surrealisti, la lettera anonima che si è giocato contro il governo, l'autoelogio continuo della propria attività di statista. Conte ha una percezione di sé che si colloca più o meno tra De Gasperi e De Gaulle, diciamo, no? Come posizionamento nelle vicende umane. Insisterò solo su un dettaglio che dettaglio non è la spia dell'ottica culturale che Conte sostenne a Presidente del Consiglio, rivendica ora, e che è il vero vulnus, al di là dei singoli casi potenzialmente gravissimi su cui non ha detto una sillaba, vedi mascherine cinesi non efficaci sovrappagate, commissioni all'intermediari, sovramercato. Di tutto questo Conte ha fischiettato aggiustandosi la pochette su tutto questo, ma c'è una frase che contiene il suo mondo. Ogni volta che adottavamo un DPCM, parentesi, scusate, vi ricordate, i DPCM venivano annunciati nottetempo in dirette social allestite da Conte medesimo e da Rocco Casalino, nelle quali Conte ci annunciava quali libertà fondamentali e teoricamente garantite dalla Costituzione sarebbero state amputate la mattina dopo, in modo appunto da decreto della Presidenza del Consiglio, quindi bypassando qualunque confronto, dialettica, contributo parlamentare. Comunque, perché bisogna anche ricordare cos'erano i DPCM, come dire, hanno assunto le vesti di uno strumento orwelliano. In ogni caso, ogni volta che adottavamo un DPCM, le ambasciate lo traducevano e lo diffondevano in tutte le cancellerie, e alcuni presidenti me lo dicevano: siamo stati un modello. Ma questo è troppo anche per lei, avvocato. Noi siamo degli ammiratori sinceri della sua abilità pirandelliana di indossare una, nessuna 100.000 maschere, di recitare a soggetto, di riprendere e stravolgere canovacci collaudati, ma noi siamo stati un modello durante la pandemia, e lo siamo stati perché, secondo Conte, quello del DPCM era lo strumento più idoneo per l'applicazione delle misure in modo uniforme, per quanto necessario. Quindi il Parlamento era inidoneo o comunque superfluo. Un altro inciso linguistico sommamente inquietante, quando ha rivendicato come fosse una cosa positiva di cui essere fieri il fatto che sotto la sua gestione lo Stato si è trasformato in nonno, papà, zio dei cittadini, di tutti noi. No,
Io non voglio che lo Stato sia nonno, papà, zio, mamma, tutore. Non vogliamo questo statalismo paternalista fintamente bonario, in realtà iperinvasivo nelle nostre libertà fondamentali. Ci accontenteremmo, egregio avvocato, di uno Stato efficace, rispettoso delle libertà, in grado di fronteggiare un'emergenza come all'inizio non siete stati minimamente. La sminuivate, davate dei razzisti anticinesi, ai governatori del nord, poi improvvisamente avete inventato il giro di vite più alla lunga liberticida e il lockdown più ferreo, quantomeno nel mondo occidentale, e ora rivendicate anche questa schizofrenia. Non siete stati un modello, avete incarnato prima, per usare un termine che chi vi parla detesta perché riguarda altre tragedie della storia, ma che lo usano parecchio, siete stati prima negazionisti sul diffondersi del virus e poi avete eretto il lockdown a ideologia, il chiusurismo perenne, la subordinazione di qualunque libertà, anche fondamentale, anche costituzionale, alle politiche decise dal comitato tecnico scientifico. E quindi se analizziamo queste caratteristiche, ripensandoci, è vero, ex e speriamo per sempre ex Presidente del Consiglio, in quella stagione siamo stati un modello. Si chiama modello cinese. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio, Avete ascoltato Liberamente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Scuse, lo so che non ho una bella cera. Sono andato a dormire alle 4 ieri sera. Poi la sveglia puntuale mi ha urlato cose astruse. Io l'ho spenta perché il cervello non traduceva. Ho provato in più modi a allentare la tensione. È da un po' che mi sento strano e stralunato. Freddo caldo non so, poi è sempre metà stagione. E poi sono nervoso e mangio disordinato. Ma affronto tutto con stile. Sembra un perfetto lord inglese, anche se il mese deve ancora finire. Se non invito gente a casa, non è perché sono stile. Ma tra i vestiti, il cane e i pacchi del trasloco c'è la guerra civile. E lo so che non è semplice, ma senza difficoltà in fondo che gusto c'è. Era in fondo chissà, stanotte che cielo c'è. Ho capito che la mia vita è un caleidoscopio. In dei casi non metto cose e colori a fuoco. Solamente che poi non mi godo proprio niente del presente, perché penso quasi sempre al dopo. Mi hanno detto che ho numeri e colpi da vincente, ma con le scorciatoie si sbanca prima il gioco. Io per tutta risposta vado controcorrente. Il genio senza coraggio serve davvero a poco. Il bello deve ancora venire. Lo dico con impaccio e un'espressione furba e con la bocca che ride. Sono tornato dalle ferie, però vorrei ripartire, per evitare tutti quelli da cui sento vibrazioni cattive.
E lo so che non è semplice, ma senza difficoltà, in fondo che gusto c'è? Cerco una buona stella complice, guarda al fondo chissà, stanotte che cielo c'è. E bravo il nostro caro Gemon con la sua Buona Stella, un brano del 2020. E qua, insomma, di buone stelle ce ne servirebbero e come, gentili radioascoltatori. Intanto, bentornati ancora sulla rassegna stampa, qua su Radio Libertà. E queste buone stelle ce ne servirebbero non solo per l'imminente Notte di San Lorenzo, che voglio subito specificare, rimane importante a prescindere dal nome della mia trascurabile persona, ma a parte il fatto che non si è mai capito esattamente quando è che si possono vedere le stelle cadenti, perché a me mi hanno detto una volta si vede tra la notte tra l'8 e il 9, qualcuno tra l'11 e il 12, 12, 13, insomma, non si capisce mai niente, ma insomma, a chiunque di voi capitasse di osservarne anche soltanto una, l'augurio che qualsiasi desiderio espresso possa realizzarsi, anche perché a proposito di desideri, anzi per meglio dire a proposito di fenomeni astronomici, per meglio dire, proprio che vi faccio vedere una notizia abbastanza interessante, che è abbastanza in mente, ma prima è giusto che legga un paio di messaggi che ho visto arrivati pochi minuti fa. Scrive Laura, mi sembri bravo, intanto hai una bella voce, ma Laura sei troppo gentile, ma non è così, ho un timbro vocale veramente fastidiosissimo, questo è un altro discorso, ma grazie veramente per il messaggio e per i complimenti. E poi Carlina dice: ben arrivato Lorenzo e complimenti per come conduci la rassegna stampa, ci accompagnerai tu fino al 30 agosto? Domanda assolutamente pertinente, e la risposta è che per quanto riguarda tutta la prossima settimana sarà ancora l'ottimo Antonino Danna a condurre la rassegna da lunedì al venerdì, anche perché poi sabato prossimo è Ferragosto e noi stiamo fermi, mentre io vi terrò in compagnia nelle ultime 2 settimane di agosto, dal lunedì 17 fino a venerdì 29 agosto. E poi dopo la giustissima, sacra vacanza del padrone di casa indiscusso Sammy Varin, sarà proprio lui a ritornare al timone della rassegna stampa. Però nel mio piccolo cercherò di farvi compagnia, sperando di essere di vostro gradimento. Ma intanto grazie per questi messaggi veramente troppo elogiativi. Però vi dicevo, fenomeni atmosferici, stelle cadenti per la notte di San Lorenzo, ma per ritornare sulla rassegna vi leggo soltanto questo articolo interessante dal sito di SkyTG24, perché racconta cosa esattamente succederà fra 4 giorni, sì, neanche, perché la notizia è che finalmente sta arrivando l'eclissi solare totale. Arriva uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate, attraverserà Groenlandia, Islanda, Russia settentrionale e Spagna. Dall'Italia non sarà visibile la totalità, ma il Sole sarà comunque oscurato in modo significativo da una spettacolare eclissi parziale. Sky giustamente ricorda che cos'è l'eclissi solare, molto brevemente. Avviene quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole e proietta la propria ombra sulla Terra. La parte più scura della ombra lunare, chiamata anche umbra, genera la fascia della totalità, solo che vi si trova lungo questa traiettoria può assistere alla copertura completa del Sole. Che cosa si vedrà in Italia? La fascia totale purtroppo non sarà visibile nel nostro paese, ma
vale comunque prendersi del tempo e mettersi nelle condizioni di osservare questo fenomeno del cielo. La Luna infatti arriverà comunque a coprire una buona parte del Sole. A Milano, per esempio, la copertura raggiungerà circa il 92% del disco solare, con il massimo previsto intorno alle ore 20:20. La NASA non menziona altre città italiane. In alcune zone italiane l'eclissi avverrà vicino al tramonto, creando un effetto particolarmente suggestivo. Attenzione però, questa è un'istruzione molto importante: come si osserva un'eclissi, perché me ne ricordo che da bambino, nel 99 a 10 anni, io volevo vederla così, a occhio nudo. Giustamente i miei genitori volevano prendere a bastonate perché c'è un'importante operazione da svolgere. Allora, quando si osserva un'eclissi, si devono prendere le dovute precauzioni. E attenzione, gli occhiali da sole normali non bastano. Anche se sono scuri, non proteggono gli occhi da radiazioni solari pericolose. La NASA infatti consiglia l'uso di occhiali appositi, occhiali da eclissi oppure filtri solari certificati secondo uno standard preciso. E occhio anche a quando si usano questi filtri solari. La protezione è necessaria durante tutte le fasi parziali dell'eclissi, cioè prima e dopo l'eventuale totalità. Secondo gli esperti è di estrema importanza non osservare l'eclissi attraverso fotocamere, binocoli, telescopi senza filtri specifici, perché questo potrebbe causare gravi danni alla vista. In modo alternativo, la proiezione in diretta. Si può infatti usare un piccolo foro su un cartoncino per proiettare l'immagine del Sole su una superficie. Ecco, quindi mi raccomando, non fate come è capitato alla povera Marge Simpson, un celebre episodio dei Simpson, che se no rimarrete accecati per settimane. Ecco, quindi l'importante è che la notte di San Lorenzo un po' si potrebbe incastrare con l'eclissi solare, quindi avremo pioggia di stelle, eclissi solari e di tutto e di più. Non so se questo possa essere presagio di qualche disavventura futura. Spero proprio di no, anche perché in questo spazio finale, in questi ultimissimi minuti, rimaniamo un po' su temi leggeri che ovviamente ce ne sarebbero urgentemente bisogno. Il giornale a pagina 23, sì, nella sezione cultura, spettacoli, sport e lifestyle, parla naturalmente del successo dell'Odissea, del film di Nolan, e ne approfitta per mettere in fila una serie di scoperte archeologiche, non solo, che sono state effettuate negli ultimissimi anni, anzi potremmo dire anche nelle ultimissime settimane. Francesco Gallina infatti ci dice che il vero Ulisse cercava Itaca ma non un'isola. Nelle sue scoperte appunto parla di Nolan che nel suo film trasforma l'eroe in un eroe da botteghine. Gli storici invece ci regalano nuove verità. Vi leggo alcuni passaggi dell'articolo di Francesco Gallina. Omero era la Marvel del suo tempo. Ci voleva Christopher Nolan e dietro di lui il provincialismo di Hollywood per spiegare che 3000 anni di epica occidentale costituivano una lunga preparazione al franchise. Nell'intervista rilasciata al Late Show Stephen Colbert, ripresa poi anche da Variety il 4 maggio del 2026, il regista crede di nobilitare il cinema commerciale convocando Omero, ma finisce per ridurre Omero alle categorie della propria industria. Mentre Hollywood comprime Omero nel format standardizzato del blockbuster globale, malgrado le ciclopiche dimensioni della IMAX, le scoperte più recenti lo fanno esplodere in ogni direzione, restituendogli quella performatività plurale, corporea e rituale che il cinema imperiale industriale scimmiotta senza rendersene conto. Tra le tante scoperte vi cito queste. 9 giugno del 2025, quindi un anno fa, il ministro greco della cultura ha annunciato l'identificazione ad Agios Athanasios dell'odierna Itaca del Odisseion, il suo antaro di Odisseo, già ricordato da un decreto dei Cesi del 208-207 avanti Cristo. Fra i reperti compaiono tegole e frammenti scritti con il nome dell'eroe, offerte votive e oltre 100 monete provenienti da città diverse, indizio di una frequentazione che superava l'orizzonte locale. Odisseo, dunque, non abitava soltanto i versi, secoli dopo continuava a ricevere
offerti, richiamare i pellegrini, occupare uno spazio della vita religiosa della isola. E proprio mentre l'archeologia restituisce consistenza materiale al suo culto, un'ipotesi filologica geologica riapre una questione della patria dell'eroe e la sposta a qualche miglio più accidente. E attenzione, perché questa è veramente molto curiosa. Il 4 luglio James Diggle, classicista di Cambridge, e insieme a John Underhill, che è il geologo di Aberdeen, hanno rilanciato su Antigone una tesi capace di guastare l'umore alle guide turistiche. L'Itaca descritta da Omero coinciderebbe con Palichi, la penisola occidentale di Cefalonia. L'idea risale a Odysseus Unbound, pubblicato nel 2005 da Robert Bittlestone, resta indiscussa, ma 20 anni di indagine ne hanno modificato profondamente le basi geologiche. La prima ricostruzione immaginava Palicchi come un'isola dell'età del bronzo separata da Cefalonia mediante un canale poi cancellato da terremoti e frane. Carotaggi, rilievi geofisici e analisi geomorfologiche hanno restituito invece un istmo percorso da corsi d'acqua e zone paludose, non uno stretto marino. Anche le parole di anche le parole di Omero entrano nell'indagine. Il poeta usa frequentemente Nesos, isola, per le terre circostanti, mentre Itaca appare come Gaia, ovvero terra, patris Gaia, terra paterna, oppure demos, che significa territorio. Una distinzione difficilmente liquidabile come necessità metrica, dal momento che Nesos potrebbe occupare nell'esamito lo stesso spazio di demos. E infatti nel XIII libro dell'Odissea, quando la nave dei Fiaci si avvicina alla patria di Ulisse, il porto di Forco viene infatti situato nel territorio di Itaca. Anche la topografia gioca la sua partita. Palicchi si protende verso occidente ed è bassa, e l'attuale Itaki è montuosa e si trova più a est. Non una soluzione definitiva si tratterebbe dunque, ma abbastanza per ricordare che persino la geografia omerica continua a muoversi. E ricordiamo infine che pochi giorni dopo, il 17 luglio, quindi nemmeno un mese fa, il Canadian Institute in Greece ha reso noti i nuovi risultati di scavi dell'antica Eleone, 14 chilometri a est di Tebe. Tra i reperti figurano 2 frammenti di zanna di cinghiale. Uno presenta piccoli fori che sembrano destinati al fissaggio su un supporto, proprio come accadeva nelle placche con cui i mecenei rivestivano gli elmi di cuoio. E insomma, io ve lo consiglio questo articolo per chi è appassionato di Ulisse e per chi ha potuto già vedere il film di Lonan al cinema, molto discusso perché ha provocato una disparità di opinioni, una più diversa dell'altra, anche all'interno di questa redazione, ve lo assicuro. Comunque, l'articolo completo ve lo trovate a cura di Francesco Gallina, a pagina 23 de Il Giornale. E ultima segnalazione per quanto riguarda la giornata di oggi, invece riguarda un altro capolavoro cinematografico, in realtà all'inizio soprattutto letterario, che invece riguarda il mondo dei dinosauri, e ce ne parla Libero. Vado subito a recuperarlo, scusate, però se poco fa abbiamo parlato del mondo di Ulisse, quindi del film di Lonan, questa volta andiamo invece a vedere che cosa succede per quanto riguarda il mondo della saga di Jurassic Park e non solo. Eccolo qua, pagina 24, vita, morte e pure miracoli degli amatissimi dinosauri. Film, libri, studi, esposizione. L'interesse per i superrettili estinti 66 milioni di anni fa non si esaurisce. I resti di un tirannosauro sono stati venduti per 44 milioni. Alla faccia. Paolo Bianchi, appunto sul quotidiano Il Libero, ci racconta
tutto da questa passione da dove è nata, o meglio, molta di questa passione per i dinosauri da dove è nata, dato che è impossibile parlare di dinosauri senza citare Jurassic Park, il libro di Michael Crichton, trasformato da Steven Spielberg nell'omonima pellicola, che ha dato origine a una saga per un totale di 7 film. Lo facciamo subito. Centinaia di milioni di spettatori hanno condiviso un immaginario già basato su un tema molto seducente: la de-estinzione era sexy. Ma partiamo dalle ultime notizie. Il 14 luglio uno scheletro di Tyrannosaurus Rex è stato battuto all'asta a New York per oltre 50 milioni di dollari, quindi circa 44 milioni di euro. I resti di Goose, così è stato chiamato, hanno stabilito un record di vendita superando i 31,8 milioni di dollari pagati nel 2020 per Stan, che oggi si può visitare il Museo di Storia Naturali di Abu Dhabi. Il proprietario di Goose è per ora ignoto, ma i paleontologi sperano che non sia un privato, perché altrimenti corrono il rischio di non poter mai studiare il soggetto. Come si sa, i dinosauri, vale a dire il gruppo zoologico dei vertebrati Dinosauria, comparso sulla Terra almeno 230 milioni di anni fa, si sono estinti 66 milioni di anni fa dopo la collisione con un meteorite con il nostro pianeta. E qui troviamo una seconda notizia. La causa della loro scomparsa non dipenderebbe tanto dai terremoti, bensì o meglio, non solo dai terremoti, dai maremoti, dagli incendi e dalle esaltazioni sulfuree che seguirono all'impatto dell'asteroide nell'attuale Yucatan, Messico, ma dalle polveri che ne scaturirono e intrappolarono le radiazioni termiche. In pratica un effetto forno su scala globale, una sorta di barbecue planetario. Per lo meno questa è la tesi contenuta in uno studio della Purdue University, Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, pubblicato la settimana scorsa sullo Journal of Geophysical Research of Biogeosciences. Si è calcolato infatti che lo scontro abbia causato il sollevamento di 25 trilioni di tonnellate di detriti, ripeto, 25 trilioni di tonnellate di detriti, e infatti Libero rinuncia a scrivere la cifra perché perderebbe il conto degli zero. Una pioggia fiammeggiante sarebbe caduta a incendiare le foreste. Le polveri gassificate sarebbero finite l'atmosfera, la temperatura sarebbe salita di 3 volte e mezzo. E secondo uno dei firmatari della ricerca, Brandon Johnson, tutte le morti si sarebbero verificate entro un'ora o al massimo 2. Questa estinzione lampo rompe così la versione consolidata secondo la quale i 3/4 delle specie viventi si sarebbero estinte nel corso di un lungo inverno atmosferico dovuto alla mancanza dei raggi solari. A ridosso di questa conduzione vi è anche un'altra ricerca pubblicata in questi giorni sulla rivista Science Advance ed effettuata congiuntamente nell'Università di Vancouver, Bruxelles, Parigi e Vienna. Pare che sia stata trovata l'esatta composizione chimica dell'asteroide in uno stato di argilla corrispondente agli isotopi del nichel da campioni prelevati in Europa, Spagna, Danimarca e Italia, tra cui le regioni l'Umbria e le Marche. A questo proposito l'ottimo Paolo Bianchi consiglia la lettura del libro Dinosauri, la sorprendente vita dei giganti che dominarono la Terra, Carrocci, editore, del paleontologo francese Jean Leuf, autorità nel campo autorità nel campo perché è direttore di museo, ottimo divulgatore. Ecco, direi che allora così con queste ultimissime notizie un po' più leggere rispetto all'inizio di questa rassegna, direi proprio che, gentili radioascoltatori, siamo giunti ufficialmente in prossimità del segnale di stop. Dunque, termina così la mia prima rassegna stampa condotta qua per Radio Libertà. Io naturalmente ringrazio Natalia per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica in regia e naturalmente ringrazio tutti quanti voi per il cortese e paziente ascolto. Ecco, mi auguro che questo mio personale esordio da conduttore non sia stato pessimo, magari molto 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 negativo, però si potrebbe andare anche peggio. Ecco, restate comunque qua collegati su Radio Libertà perché la programmazione prosegue immediatamente con 100 Ronchi, mentre la rassegna stampa ritornerà lunedì mattina, lunedì 10 agosto, appunto, se volete il giorno di San Lorenzo, alle ore 8:30 con il mitico Antonino Danna, che poi resterà insieme a voi per tutta la settimana entrante. Per quanto mi riguarda personalmente, se vorrete, nel caso
si sia arrivato la mia presenza di vostro gradimento, la lettura, l'appuntamento con la lettura dei quotidiani è fissata per lunedì 17 agosto, sempre alle 8:30, e da quel giorno in poi vi terrò compagnia per tutta la seconda metà del corrente mese. Concludo dicendovi che io, sottoscritto Lorenzo Grossi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, comunque inesistenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo fine settimana, tantissimi cari saluti e mi raccomando, cari radioascoltatori, fate i bravi se potete. Ciao! Avete ascoltato la rassegna stampa.